Dalla tempesta Vaia all'acqua granda di Venezia, dai problemi quotidiani del territorio all'emergenza coronavirus, l'emittenza locale è sempre in prima linea per informare, aggiornare i cittadini, pronti a documentare quanto accade in maniera responsabile e obiettiva. È un tema molto importante perché sappiamo che adesso con la chiusura della maggior parte delle aziende viene a mancare la pubblicità e quindi quell'introito importante che consente alle TV e alle radio di continuare a lavorare. Informazione locale che oggi, come altre attività di impresa, necessita di un supporto. È un servizio fondamentale perché è un servizio che si fa sempre in prossimità del territorio, quindi con grande capillarità ed è molto ascoltato ed è proprio in difesa del pluralismo dell'informazione. L'emittenza locale come baluardo della pluralità dell'informazione e della sua capillarità è su questa base che la senatrice vicentina Daniela Sbrollini ha presentato in queste ore un emendamento al decreto Cura Italia affinché il suo valore e quello dei tanti giornalisti che vi lavorano venga riconosciuto e supportato. Ho pensato ad un fondo di emergenza per le emittenti e le radio locali che possa consentire da una parte di accedere alla cassa integrazione e dall'altra parte di avere una copertura finanziaria che possa consentire all'informazione locale di continuare a vivere sapendo che oggi sono in gravi difficoltà.